Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Sono attesi migliaia di sinti ai funerali di cui non si conosce la data della principessa dei Sinti uccisa da 3 colpi di pistola, Dolores Dori. Andiamo in diretta a Campo Nogara da Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio per la parte tecnica. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, proprio come hai anticipato tu, si attendono migliaia di sinti per il giorno del funerale di Dolores Dori, che lo ricordiamo è stata uccisa con 3 colpi di pistola la sera dello scorso 2 ottobre mentre si è recata in un campo sinti di Lonato del Garda, dunque nel Bresciano, insieme alla mamma e al figlio per tentare di riportare a casa la figlia, che secondo loro era stata sequestrata da una famiglia con cui insomma lei voleva sposarsi con il ragazzo di questa famiglia. Quindi sono entrate, hanno sfondato il cancello, avrebbero iniziato a sparare, a loro volta sono partiti degli altri colpi dall'altra famiglia Sinti e Dolores è stata colpita con 3 colpi e dopodiché ha perso la vita, non ce l'ha fatta. Ricordiamo tra l'altro che la mamma di Dolores e il figlio sedicenne sono stati fermati poi qualche giorno dopo dai carabinieri di Brescia per tentato omicidio, perché appunto avevano sparato all'altra famiglia in questo campo sinti di Lonato e si sta ancora cercando quello che sarebbe stato il consuocero della famiglia di Dolores. Però i funerali si svolgeranno, i funerali di Dolores, proprio qui a Campo Nogara, come hai detto tu all'inizio, perché Dolores viveva qui a Campo Nogara e qualche giorno fa il marito della donna, che tra l'altro è stato lui quella sera a portare Dolores nell'ospedale di Desenzano del Garda, lasciandola lì ai medici per poi fuggire, chiedendo appunto di poter svolgere i funerali qui in paese. Il sindaco però si è incontrato proprio ieri con il prefetto Darcopellos per chiedere che in quella giornata, ricordiamo che la data dei funerali non è ancora stata fissata, per chiedere che appunto però in quella giornata ci siano dei rinforzi militari, proprio per il fatto che si prevede arriveranno molte persone di etnia Sinti da varie parti d'Italia proprio per l'addio a Dolores e quindi serviranno, dice il sindaco, anche più controlli, vista anche la delicatezza della vicenda e il fatto che comunque si stia ancora cercando chi ha sparato alla donna. Si attende ancora l'esito dell'autopsia. Il corpo di Dolores Dori è ancora nell'ospedale di Desenzano, dunque nel Bresciano, dopodiché quando arriverà il nulla osta della magistratura si deciderà anche la data dei funerali e quindi di conseguenza anche quali saranno le misure di sicurezza da adottare. Questo in sintesi quello che sta succedendo. Noi stiamo continuando a seguire, a monitorare l'evolversi di questa vicenda anche ovviamente dal punto di vista giudiziario e continueremo a farlo ovviamente anche nei prossimi giorni. Qui da Campo Nogara è tutto, io restituisco la linea allo studio. Marchiori a Sandro Ponchio. Intanto rapinatori scatenati in tutte le nostre province, furti nelle abitazioni, assalti alle aziende, nel mirino dei malviventi, soprattutto in questo periodo le aziende Oraf, ed è allarme tra gli imprenditori. Andiamo da Vanessa Banzatto. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Hai detto bene direttore, perché è un vero e proprio allarme, soprattutto tra gli addetti ai lavori, tra chi gestisce ed è titolare di aziende Oraf del territorio. Basti pensare che in neanche 2 anni almeno 7 tra quelli riconosciuti tra colpi riusciti e tentati ai danni proprio delle aziende Oraf, che sono numerose anche nel nostro territorio. Con me Massimo Lucchetta, che è il referente del tavolo intercategoriale degli orafi della provincia di Vicenza. C'è molta preoccupazione, si diceva, l'ultimo colpo proprio l'altra notte ai danni dell'azienda Alessi di quartiere Pre a Bassano, tra l'altro colpita per la seconda volta consecutiva, una banda che sta davvero seminando tanta preoccupazione e paura. Sì, noi già l'anno scorso avevamo chiesto un incontro con le forze dell'ordine appunto per segnalare
questi continui furti che tra l'altro si ripetono con lo stesso, nella stessa modalità, quindi fanno pensare che la banda sia sempre la stessa. Quindi io ricevo sempre dai miei colleghi un certo senso di frustrazione, anche di preoccupazione per queste cose che continuano, e diciamo che vedremo come adesso come referente appunto degli orofi di Vicenza di ricontattare in qualche maniera le forze dell'ordine per vedere se si riesce in qualche maniera a fare qualcosa. Noi siamo anche comunque consci che loro stanno facendo del loro meglio e che comunque gli organici sono diciamo forse anche insufficienti per gestire alcune cose, quindi comunque rinnoviamo la nostra fiducia nelle forze dell'ordine, però magari vedremo se collaborando insieme si riesce a trovare un modo per cercare di ovviare a queste cose che ormai diventano preoccupanti, insomma, per chi lavora nel settore. Lei diceva che l'anno scorso avete avuto questo tavolo assieme anche al prefetto. Sì, no, sì, tramite il prefetto avevamo convocato tutte le forze dell'ordine, cioè la polizia, carabinieri e guardia di finanza. Certo. Ecco, quindi sì, si era parlato all'epoca, e quindi comunque adesso nel frattempo diciamo i vertici di tutte e tre le forze dell'ordine sono mutati, quindi adesso magari forse avere un nuovo incontro per diciamo rinfrescare un po' con le novità che sono avvenute forse non farà male. Una banda, forse potrebbe essere la stessa banda che negli ultimi tempi sta davvero seminando il panico, soprattutto per quanto concerne le aziende orafe, e allora chiederei alla regia di mandare in onda il servizio che ha realizzato Chiara Gaiani, che ripercorre un po' la cronaca dell'ultimo colpo ai danni della ditta Alessi di Quartiere Pre a Bassano. Tutto pianificato nel minimo dettaglio, messo in atto da un comando di professionisti. Erano le 2:30 quando in via dei Tulipani una banda che non ha lasciato nulla al caso ha assaltato l'azienda orafa Alessi Domenico SPA. Bloccate le vie d'accesso alla strada principale dell'area, che si trova nella zona industriale di Bassano, a ridosso del quartiere Pre, i banditi sono entrati in azione con una precisione millimetrica, sfondando uno dei portoni dell'azienda con una piccola macchina operatrice. Nonostante l'entrata in funzione del sistema di sorveglianza e l'arrivo di carabinieri e vigilanza, i malviventi hanno fatto irruzione nell'impresa specializzata nella lavorazione di gioielli e metalli preziosi. Ingente il bottino in via di quantificazione, affranti i titolari che già 2 anni fa avevano subito un tentativo di furto che, per permettere rilievi puntuali, hanno deciso di chiudere l'azienda fino al prossimo lunedì. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri, a cui sono state affidate le immagini registrate dai sistemi di sicurezza dell'azienda, che sta fornendo la massima collaborazione alle autorità perché furti simili, numerosi negli ultimi anni, vengano evitati ad altre aziende della regione. Ecco, Massimo Lucchetta, si sentiva anche nelle parole della collega Chiara Gaiani nel servizio l'intensificazione anche delle aziende per quanto riguarda tutta la videosorveglianza, gli allarmi e quant'altro, però pare che sta gente veramente sia incurante di tutto. Sì, quindi per quanto riguarda, sì, questo ovviamente ogni azienda cerca di fare del suo meglio, anche per aumentando le spese diciamo sulla sicurezza, però diciamo che quello che forse è un appello che come categoria si può fare verso magari la politica, è quello di aiutare le forze dell'ordine, magari cercando di incrementare l'organico che è in presenza sia nel Bassanese che in tutta la provincia di Vicenza, in quanto le forze dell'ordine fanno quello che devono fare, però ovviamente con le persone che hanno. Se non hanno l'organico sufficiente, poi ovviamente diciamo queste cose aumentano in percentuale, quindi anche perché questa cosa va a gravare su una già delicata situazione economica del territorio e anche della categoria. Sì, quindi rinnoviamo diciamo le forze dell'ordine, diciamo, sappiamo che fanno del loro meglio, e noi cercheremo per quanto ci riguarda di magari interfacciarci per vedere se si può migliorare qualcosa, però siamo appunto anche consci che diciamo, se da un punto di vista politico gli organici non vengono magari rinfoltiti, si può fare fino ad un certo punto, quindi ecco, questo è
Bene, allora io ringrazio Massimo Lucchetta per appunto questo messaggio che lancia direttamente alla politica. Io direttore ti ricedo la linea chiedendo alla regia però di mandare in onda il servizio, perché non è stata l'unica azienda orafa colpita nelle ultime ore. Un altro colpo è stato fatto in Val Brenta e tra l'altro ne è seguito un pauroso inseguimento, il gioco di parole scusate, proprio a Rosà con l'arresto, poi culminato con l'arresto di 2 persone. L'auto sfrecciava da qui ed è andata a fermarsi sui pilastri, ha passato 2 pilastri, 1, 2, quello dopo del cancello, e si è fermata tra il cancello grande e il cancello piccolo. Poteva veramente succedere un disastro. Ancora mi emoziona, io dico chiaro e tondo, a me sono tremate le gambe per un'ora di sera, cioè, veramente non pensavo di avere una reazione del genere, ma vedere la scena non è un film che stai guardando, è una scena reale. Non un film, quello vissuto da Francesco ed Enrico Bordignon, i fratelli che gestiscono questo laboratorio orafo lungo la Valsugana, nel centro di Rosà. Erano le 17:15 quando 2 uomini, un 35enne di Piove di Sacco e un 30enne di Cavarzere, a bordo di un'auto presa a noleggio, hanno attraversato a folle velocità la Valsugana, passando con il rosso il trafficatissimo semaforo nel centro di Rosà. I 2 erano tallonati dai carabinieri che li avevano rintracciati grazie all'esame delle telecamere di videosorveglianza dopo che a Primolano, nel comune di Val Brenta, avevano derubato un 79enne di Pedavena che stava portando alla figlia, titolare di un'azienda orafa di Feltre, 39.170 euro in contanti e 45 grammi d'oro ritirati in un negozio di Creazzo. Una fuga disperata quella dei banditi che, tallonati dalle gazzelle dei carabinieri, si sono infilati su questo strettissimo marciapiede, rimanendo schiacciati da 2 mezzi pesanti. I banditi all'interno, la paura che sale nei testimoni, l'arrivo dei carabinieri, tutto in pochi istanti davanti agli occhi di Enrico, che in quel momento era al telefono. Erano incastrati, non potevano neanche uscire dalle portiere da quanto incastrati, tra la motrice del camion a destra e a sinistra la muretta, era impossibile, ma devono essere stati anche tramortiti dal gran botto, che una botta l'hanno presa senz'altro, e poi ovviamente i carabinieri con pistole in mano, fermi, non potevano muoversi. Se erano 4-3 macchine, cioè dopo qui abbiamo di fronte c'è l'oratorio, e l'oratorio porta tanti ragazzi, tante uscite dei genitori che vanno a prendere perché c'è la scuola musica, c'è un'attività. I 2 malviventi con precedenti specifici sono stati arrestati per rapina e resistenza, contusi, sono stati curati ed emessi dal pronto soccorso. Adesso si trovano in carcere. Il denaro è stato restituito al proprietario dell'oro, per ora nessuna traccia. Sull'auto sottoposta a sequestro sono in corso le indagini dei carabinieri. Ho una professionalità enorme, io sono grato che ci siano ancora queste persone, questi carabinieri, queste forze dell'ordine che danno per la nostra sicurezza. E andiamo a Casier, dove c'è stato un altro raid di ladri, sono entrati in una mensa, in un'azienda, in una clinica privata. In diretta Francesca Bozza con Tommaso Migot. A te Francesca. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo ad Ossone di Casier, alle mie spalle questa struttura che ospita delle cucine che vengono messe a disposizione delle varie associazioni in occasione di eventi. È stata utilizzata poche settimane fa proprio in occasione della sagra cittadina. Cos'è accaduto? Ieri sera intorno alle 20:30, proprio mentre nel campo sportivo da calcio di fronte, adesso Tommaso Migot ve lo sta inquadrando, era in corso una partita di campionato dell'Under 15, il parcheggio era pieno di auto, c'erano vari genitori, ebbene una ragazzina ha visto delle persone con il volto coperto non da un passamontagna ma probabilmente da un cappuccio aggirarsi intorno alla struttura. Ha immediatamente avvertito la mamma, che a sua volta ha chiamato i carabinieri che erano in zona per dei servizi di controllo del territorio e sono subito arrivati qui. Queste persone sono scappate attraverso i campi che ci sono qui intorno. Il sindaco è stato immediatamente avvertito, non ha potuto recarsi personalmente ma ha mandato
una sua persona con le chiavi che ha immediatamente aperto la struttura controllando che non fosse successo nulla, e fortunatamente nulla è successo, nel senso che queste persone sono scappate prima di riuscire ad entrare e non sono stati compiuti nemmeno atti vandalici. Tra pochissimo sentirete le parole del sindaco Renzo Carraretto, che ringrazia i cittadini per aver tempestivamente allertato le forze dell'ordine e aver impedito che ci fosse un furti che invece purtroppo sono andati a segno appena qualche giorno fa nella zona industriale di Casier, in via delle Industrie. Nel mirino sono finite una clinica privata e un'azienda, e qui gli uffici e le strutture sono state messe a soqquadro. Nella clinica privata sono stati portati via anche dei macchinari, delle piccole attrezzature, chiaramente con una serie di danni che sono ancora in fase di quantificazione. Ma questo cosa fa? Questo aumenta la preoccupazione tra i cittadini, ai quali il sindaco rivolge il suo appello, non solo perché segnalino tempestivamente movimenti sospetti come è accaduto proprio ieri sera, ma anche perché si dotino di sistemi che possano in qualche modo allontanare i malviventi, ad esempio delle lampadine che si accendono quando ci sono dei movimenti. Ma sentiamo le parole che abbiamo raccolto poco fa con il sindaco Renzo Carraretto e poi ritorniamo qui. Ma la mensa, che mensa è? Cos'è dove ieri hanno fatto entrare? No, è in pratica un ambiente ad uso di cucina che attualmente le associazioni l'adoperano per fare le manifestazioni. Ah, ok, come la sagra, robe così. Ok. Sindaco, ieri un tentativo di furto in questa struttura provvidenziale, la segnalazione dei cittadini? Sì. Buona cosa, buongiorno a tutti, buona cosa, perché naturalmente, come si dice sempre, quando ci si aiuta tutti, quando i cittadini vedono e chiamano subito le forze dell'ordine o anche il sindaco, per carità, ma si mette in azione subito la possibilità di poter spaventare o trovare e coglierli sul fatto le persone che stanno commettendo questi atti, insomma. Fortunatamente ieri sera non sono riusciti ad entrare. Fortunatamente ieri sera non sono riusciti non entrare e neanche fare degli atti vandalici, perché la prontezza anche delle forze dell'ordine, dei carabinieri che erano qui in zona e che ringrazio, sono arrivati subito. Poi siamo arrivati noi per vedere effettivamente dentro se c'erano dei problemi, se avevano rotto qualcosa, ma non è successo niente per il momento. Però perché non succeda niente bisogna prevenire, e io faccio un appello a tutti che quando vedono qualcosa non si perda tempo a metterla in Facebook, ma si chiami direttamente le forze dell'ordine o il sindaco, che è sempre a disposizione. Qualche giorno fa invece sono riusciti ad entrare in via delle Industrie, in un'azienda e anche in una clinica privata. Sì, lì qualche giorno fa purtroppo lì è successo, perché parlando un po' di zona industriale naturalmente si sa che non è frequentata più di tanto, anche se telecamere, se allarmi e quant'altro, però a quanto pare quando sono arrivate le forze dell'ordine questi sono riusciti a scappare poi per la parte della campagna. Questo chiaramente crea inquietudine, perché anche se sono solo dei tentati colpi, però tra le persone cresce quel senso di sicurezza, tanto più adesso che arriva il buio presto e sappiamo che i furti tendono ad aumentare in questo momento dell'anno. Sì, diciamo che comunque per quello che può succedere o che succeda siamo sempre un po', un po' preoccupati, perché non sappiamo mai cosa può succederci. L'altra cosa è che siamo a conoscenza che se ci diamo una mano, teniamo l'occhio vigili su tutto, la telefonata può salvare tante cose, ma diretta alle forze dell'ordine. Io adesso vedo di riuscire a fare anche una campagna di sensibilizzazione, come la stiamo già facendo, ma a mettere in atto anche con l'avvicinarsi della parte più buia del cambio dell'ora, di poter far girare nel territorio delle persone, dei mezzi con dei fari, per poter intercettare anche eventualmente qualche area più buia o qualche strada un po' più desolata. Quindi un'intensificazione in qualche modo della presenza, perché questo è un deterrente anche. Sì, arrivare nelle ore prime serali che
la maggioranza delle persone non sono ancora a casa perché arrivano dopo per quanto riguarda il lavoro o quant'altro, ma di assicurarmi anche che queste persone, questi cittadini ci aiutino per l'allarme o per almeno mettere delle lampadine che si possano illuminare con la fotocellula se passa qualcuno. Quindi questo è l'appello anche ai cittadini, che possono anche loro in qualche modo collaborare con questi strumenti. L'unica fonte di aiuto sono i cittadini, collaborare per prevenire. Dunque un'intensificazione dei controlli, potrebbero essere utilizzati anche volontari della protezione civile, pattuglie della polizia locale. Il piano è ancora in fase di definizione, ma è questa insomma la volontà del primo cittadino di Casier, proprio con l'arrivo della stagione fredda, quando il buio cala molto presto, le persone sono ancora fuori per commissioni o perché semplicemente al lavoro, e sappiamo essere il momento preferito dai malviventi per entrare in azione. E malviventi che sono entrati in azione l'altro giorno a Castelfranco, nell'abitazione del consigliere del PD Claudio Beltramello. In casa c'era la compagna, stava portando la bimba, la figlia, a dormire quando si è trovata il ladro a faccia. Sentiamo il servizio e poi con Tommaso Migot da Dosson di Casier la linea può tornare allo studio. I bambini, in particolare Sole perché era presente con la mamma quando ha visto il ladro, è rimasta molto scioccata, però poi entrambi hanno iniziato a chiedere: ma perché le persone vanno a rubare, ma perché non vanno a lavorare? E perché poi anche mia figlia ha fatto questa domanda che mi ha lasciato così riflettere, mi ha detto: ma i ladri hanno bambini? Sono queste le domande alle quali Claudio Beltramello sta cercando di rispondere dopo l'irruzione dei ladri nella sua abitazione di via Lorenzo Lotto, nella zona nord di Castelfranco Veneto. Sono le 8 della sera, la famiglia, papà, mamma, 3 figli, appena finito di cenare quando Diana, la compagna di Beltramello, porta la figlioletta di 6 anni a letto al piano di sopra. Prima la donna fa una tappa veloce nella stanza adibita a lavanderia, non sa che dietro la porta c'è un potenziale pericolo, così racconta la stessa Diana. Ecco, io sono arrivata qui e li ho visti lì alla finestra fuori in terrazzo, ho visto il piede e probabilmente era appena uscito da quella finestra lì, perché abbiamo trovato tutti gli armadi aperti e era appena entrato, probabilmente prima era entrato da questa finestra qui perché è scassinata. Hanno fatto un buco. La donna grida, il ladro scappa dal balcone, calandosi verso il giardino per guadagnare la fuga. Non ci sono fortunatamente colluttazioni. Nella stanza corre Beltramello con il figlio 18enne. Lo shock c'è stato perché poi ovviamente la finestra rotta, cioè c'è tutto un impatto emotivo, al di là di aver sentito la mamma molto spaventata urlare, basta quello per un bambino per restare ovviamente molto colpito, e quindi adesso dobbiamo un po' recuperare. Tanti danni, la paura, il disordine, ma il ladro se n'è andato a mani vuote, probabilmente dopo aver raggiunto un complice. Sul posto i carabinieri, mentre Beltramello, noto a Castelfranco per essere consigliere comunale del Partito Democratico e attuale candidato alle regionali, fa una riflessione politica e, visto il periodo, non potrebbe essere altrimenti. E se noi non togliamo le cause a monte che generano criminalità, finiremo a barricarci sempre di più col filo spinato, con le guardie armate. Questo non è un bel vivere. Ridurre povertà e diseguaglianze il primo passo, ma non solo. Ovviamente senza nel presente, perché c'è nel presente, sono venuti a casa mia ieri sera, lavorare nella parte diciamo di contenimento, di protezione, di pena delle persone che commettono reati. Bisogna lavorare in parallelo su 2 piani, altrimenti si fa facile demagogia. Non ci sono solo ladri e rapinatori, ma addirittura esponenti della malavita romana, ultra della Lazio, i fratelli Cobianchi. Vediamo questo titolo del Gazzettino. Lo chef stellato Prest dice: non ho ceduto ai Cobianchi, ma sono ancora scosso ristoranti e locali nel mirino per ripulire i soldi sporchi. Il paese si scopre suburra di cocaina. Tutto questo in vista delle Olimpiadi invernali.
Adesso andiamo in diretta a Rua di San Pietro di Feletto da Edi Kaliman, perché tutto un paese sta cercando da martedì scorso un giovane, un 31enne che è scomparso. A te Edi. Direttore, buongiorno a te e ai telespettatori. Questi cartelli che sono stati affissi non solo qui a Rua di San Pietro di Feletto, ma anche nel Coneglianese tutto. Infatti Matteo Vendramin, conosciuto da tutti come Vendra, 31 anni, scomparso martedì scorso, è attivo professionalmente nel settore del caffè, dell'agroalimentare, un grande studioso, si era proprio diplomato e poi aveva fatto anche un master proprio nel management dell'agroalimentare. Siamo a Piazza Feletto, a Rua di San Pietro di Feletto, dove si è allestito il campo base dei Vigili del Fuoco per le ricerche di Matteo Vendramin. Si è allontanato da questa piazza dove ha lasciato la sua Toyota Yaris parcheggiata qui, non chiusa, con tutti i suoi documenti dentro. Martedì mattina le telecamere delle abitazioni vicine l'hanno visto girovagare con una certa incertezza proprio in questa zona per parecchie ore, e poi la sua scomparsa. Si sono attivati da subito tutti i cordoni di sicurezza e di soccorso. Come potete vedere, Carabinieri, Associazione Nazionale dei Carabinieri, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Protezione Civile, sono circa 70 le persone che sono impiegate nelle ricerche di Matteo, e ci ha raggiunto in veste di Protezione Civile il sindaco Cristiano Botteon, che si unisce in un appello accorato che ovviamente parte da Conegliano, arriva fino a Rua, quello di ritrovare Matteo. C'è ancora possibilità di trovarlo vivo, anche se le speranze di ora in ora sono sempre più flebili. Sì, buongiorno a tutti. Le speranze ovviamente sono flebili, però noi ci contiamo, perché la macchina che è stata messa in moto è veramente importante. Vi dico tra l'altro che è fortunatamente la prima esperienza che a San Pietro abbiamo di questo tipo, ma sono rimasto colpito dalla quantità di amici che lo stanno veramente cercando a tutte le ore del giorno. Io confido che Matteo in qualche maniera possa anche vedere, possa sentire, abbia dei contatti con il mondo di internet, per capire che questi appelli servono veramente, perché ha tanti amici che lo attendono. Ripeto, i volontari sono tantissimi, i vigili del fuoco sono qua H24, insomma la macchina è instancabile. Stiamo aspettando solo lui, nella speranza veramente di ritrovarlo a breve. Sindaco, è stata già battuta tutta la parte est di San Pietro, adesso si cerca invece nei sentieri più impervi. Sì, purtroppo il territorio, oltre che vasto, presenta anche delle zone abbastanza impervie, dei dirupi importanti. Le zone boscate sono ovviamente difficili da raggiungere in tanti punti, la vegetazione è ancora molto folta, per cui non c'è niente che aiuta in una ricerca di tipo semplice, però ripeto, la capillarità dell'intervento della protezione civile e dei volontari, del gruppo speleologi, insomma abbiamo veramente tantissime persone, tanti esperti che stanno mettendo del loro tempo per trovare Matteo, e speriamo che allargando ulteriormente la ricerca verso ovest del paese, del comune, comunque si riesca effettivamente a rintracciare. Grazie Sindaco. Intanto, direttore, noi possiamo dirti che veramente sono tanti gli amici che pian piano alla spicciolata nella loro pausa pranzo stanno venendo qui a cercare Matteo, dare una mano ai soccorsi. Non li inquadriamo perché preferiscono non apparire in volto, sono molto in apprensione per ciò che potrebbe essere successo al loro amico Matteo Vendramin. Direttore, innanzitutto con Simone Merlo ti lasciamo con le immagini del cordone di sicurezza e di soccorso che è stato messo in piedi qui, e se non hai domande ti restituiamo la linea, ovviamente qualsiasi aggiornamento ti faremo sapere, direttore. Grazie molte di Kaliman. Simone Merlo, ancora cronaca nera, colpo in un negozio del centro storico a Vicenza in pieno giorno. 2 individui, fingendosi clienti, sono riusciti a svaligiare la cassaforte di un negozio. Ce ne parlano Daniele Garbin e l'operatore Simone Squarcina.
Contramoscheria, questa mattina il proprietario della filatteria, che in questo momento è chiuso, un signore di 94 anni, è ancora sotto shock dopo l'episodio che è accaduto ieri, è stato vittima di una rapina, ancora in questo momento è difficile quantificare l'importo del bottino, però ecco, è stato un episodio gravissimo, soprattutto per una persona anziana. Ecco, i fatti sono questi, nel momento in cui era in corso il mercato del giovedì, due persone sono entrate mescolandosi alla folla e poi sono entrate in questo negozio facendosi aprire dal proprietario la cassaforte e valutando l'acquisto di oggetti. Ovviamente, vista la persona anziana, queste due persone, una col cappello e una con gli occhiali, hanno cercato insomma con molta calma, sembra di raggirarlo, e in un momento di distrazione hanno infilato del contenuto della cassaforte in una trolley e subito dopo si sono dati alla fuga. Ecco, diciamo subito che l'anziano non si è accorto solo più tardi ed è stato colto da malora. Ecco, in questo momento è in corso la ricerca della Guardia di Finanza in questo momento, ma soprattutto della Questura. La squadra mobile sta effettuando degli accertamenti anche utilizzando le telecamere che ci sono in questa zona proprio per riuscire a riconoscere e individuare i due soggetti descritti. È un fatto clamoroso perché Contramoscheria si trova proprio in centro, a pochi passi dalla Basilica, è una zona anche prestigiosa e le ipotesi sono ancora tante al vaglio di chi potessero essere queste persone. Molto probabilmente è un furto su commissione. Ecco, eventuali aggiornamenti poi nel TG della sera. Per il momento è tutto. Passiamo agli incidenti stradali e andiamo da Marta Zatta in diretta da Villanova di Campo San Piero, e con Federico Cibotto. È in gravi condizioni un volontario che è stato investito da un'auto. A te, Marta. Sì, buongiorno, ci troviamo proprio all'incrocio dove è avvenuto ieri sera attorno alle 18:30 questo incidente tra via Roma e via Mussolini. Un uomo di 79 anni è stato investito da un'auto. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di valutazione, però l'uomo in questo momento si trova in prognosi riservata all'ospedale di Padova. Un uomo molto conosciuto nella comunità, che ieri sera è subito intervenuta per aiutarlo, per prestargli soccorso in attesa dell'ambulanza. Questa in realtà è anche un tratto di strada molto trafficato e dove si corre, lo vediamo anche in questo momento, dove i limiti di velocità non vengono rispettati. Io sono in questo momento in compagnia del sindaco di Villanova di Campo San Piero, Sara Gaiani, sindaco, un volontario molto conosciuto nella comunità. Sì, è un volontario che appunto stava ultimando i preparativi prima della Santa Messa, che si sarebbe poi celebrata alle ore 19, e quindi attraversando la strada purtroppo c'è stato questo incidente. Gli auguriamo ovviamente una pronta guarigione, siamo disponibili nei confronti della famiglia per qualsiasi necessità e non vediamo l'ora di vederlo quindi alla Santa Messa poi della domenica alle 16. Ci tengo a lanciare un appello in favore del rispetto del codice della strada, perché purtroppo anche qui alle nostre spalle stanno transitando molte auto che decisamente non rispettano i limiti di velocità, e quindi quando possibile cerchiamo di fare questi appelli perché il rispetto del codice della strada possa garantire minori incidenti anche nei confronti di tutte le altre persone. In questo momento, l'abbiamo detto, il 79enne si trova in prognosi riservata, è stato trasportato ieri sera prontamente dall'ambulanza all'ospedale di Padova. Ovviamente seguiremo tutti gli aggiornamenti nel nostro telegiornale. Per il momento è tutto, a te la linea. Grazie a Marta Zatta, Federico Cibotto e alla sindaca Gaiani. Ancora l'investimento mortale ieri lungo via Brianna Precenico, e qui siamo in Friuli Venezia Giulia. La vittima aveva appena 17 anni, Alice Morsanutto, viveva a 200 metri dal luogo del sinistro e stava aspettando la corriera che l'avrebbe portata a scuola. Io ero appena venuto giù, che stavo sopra a dormire, sono venuto giù, ho aperto la finestra e vedo lampeggiante, l'ambulanza, ho detto, e vedo che si ferma, ho detto, saprebbe preso male a qualcuno, ho pensato, no? E invece io sono venuto fino sul portone perché il cane abbaiava, no? E ho visto
che si è fermata lì e sono andato fuori e ho visto qualcuno intero. La tragedia si consuma in pochi istanti. La giovane Alice Morsanutto, studentessa del Sello di Udine, come ogni mattina fa il percorso che dalla propria abitazione la porta alla vicina fermata del pullman. Attraversa la strada nello stesso momento del passaggio del furgone condotto da un 35enne di San Giorgio di Nogaro, dipendente di una ditta di Spinea. L'impatto è inevitabile. Alice viene caricata sul vano motore e catapultata circa una decina di metri dal punto della collisione. L'uomo alla guida sul furgone si ferma, accorre in suo aiuto, mentre Alice, per i forti traumi subiti, si trova agonizzante a terra. Le grida disperate di aiuto che svegliano tutti coloro che vivono nelle abitazioni del perimetro dell'incidente. La chiamata urgente alla Sores e la tranquillità viene squarciata dal suono sinistro delle sirene dei carabinieri, ambulanza e vigili del fuoco. Il rumore assordante dell'elicottero del 118 che atterra di fronte alla villetta dove Alice vive con i suoi familiari. Il fratello gemello Lorenzo da poco salito sulla corriera per raggiungere la scuola. Il papà si precipita di corsa per capire cosa è accaduto e davanti a lui appare una scena straziante, sua figlia a terra in un lago di sangue che spira pochi istanti dopo. Il drammatico racconto di un testimone. La bambina stamattina ho detto questa qua è morta perché ho trovato una scarpa nel giardino di là, una sul tetto là di sopra, sul tetto è andata a finirla. Come ha fatto andare, quell'altro si è fermato più avanti, dopo sono andato vicino, gli ho chiesto mio genero lì, ho detto alla ragazza che abita lì. Purtroppo è grave, aveva nome come mia nipote. Ovviamente il cordoglio e il lutto in questo paese Precenico, tutti i paesani compaesani della vittima la conoscevano bene e la piangono insieme alla famiglia. È sempre stata una ragazza splendida, solare, disponibile e proprio pochi giorni fa, una settimana fa, ci siamo trovati per una pizza tutti insieme per organizzare le attività nel futuro e ci aveva appena raccontato di questa sua nuova passione per il bricolage, per cui io e il fratello un po' la prendevamo in giro immaginandocela con questo cinturone di pelle pieno di attrezzi per sistemare un po' il nuovo spazio del CAG. Alice Morsanutto, descritta da tutti come una ragazza solare, piena di vita, con tanta voglia di fare e aiutare. Impegnata attivamente nella comunità, faceva parte con altre mansioni assieme al gemello Lorenzo nel corpo bandistico locale. Il suo ricordo di chi la conosceva bene, il commento è unanime da parte di tutti, lascia un vuoto incolmabile. La tragica situazione che abbiamo vissuto questa mattina oggettivamente ci ha molto ferito, molto toccato e il nostro sentimento è quello di massima vicinanza alla famiglia, ai nonni e a tutte le persone che conoscono Alice e che come noi sono assolutamente sbigottite in questo momento. La conoscevo perché la vedevo sempre col cane qua in giro, no? Sì, una ragazza gentile, sorridente, bella. Gli incidenti stradali continuano, non c'è fine a questa strage sull'asfalto. Nella Marca una vittima su 3 ha più di 65 anni. È stato firmato un accordo in provincia e quindi sono in partenza 20 incontri teorici di sicurezza riservati ai pensionati. Gli over 65 chiedono e vogliono una risposta immediata. Quindi sulle problematiche che si ritrovano sul traffico bisogna dare delle risposte immediate. Noi cominciamo col dire che le risposte vanno date innanzitutto da pedoni e da ciclisti. Lo scorso anno abbiamo persi quasi una decina di pedoni sulle strisce pedonali. Considerazioni da uno dei 5 incontri sulla sicurezza stradale organizzati per chi ha superato i 65 anni d'età e si trova a fare i conti con una minor prontezza di riflessi e non solo. Una fascia d'età che sta crescendo costantemente in tutto il Trevigiano, come certificano i dati del Centro Studi Amministrativi della Marca. Oggi gli over 65 in provincia di Treviso sono il 24,3 a fronte di una media nazionale del 24,7 e quindi abbiamo una nutrita composizione over 65 di quella che è la popolazione. Per questo la provincia si è fatta promotrice di una convenzione con il Centro Studi e l'US2 per almeno una ventina di incontri, ma con l'obiettivo di arrivare a tutti e 94 i comuni della
della Marca. Perché siamo convinti che più riusciamo a diffondere cultura e di utilizzo di mezzi, di rispetto di codice della strada, più aumentiamo le responsabilità e la consapevolezza rispetto ai rischi che ci sono. Incontri per avere consapevolezza di sé stessi anche in relazione alle tante patologie legate all'età. Quindi patologie che possono influire sulla guida, faccio un esempio, un diabete con una retinopatia oppure un scompenso cardiaco che magari possono avere dei problemi legati anche alla guida. Incontri anche come momento di confronto, considerando che un over 65 su 4 vive da solo. Ma è vero che tanti non sanno ancora bene la storia delle rotatorie. La storia dei rotatori veramente è un po' problematica, però con esempi chiari, abbiamo dei video molto precisi e le cose vanno dette e le cose vengono comprese. Questo considerando che nel 2024 su 66 vittime della strada quasi il 40% avevano più di 65 anni. L'appello ai cittadini over 65 è prima di tutto di seguire questi corsi che sono importanti appunto per capire come comportarsi quando si è in strada, e in secondo luogo perché questi possono aiutare anche poi avere dei riferimenti con dei medici che possono anche in qualche modo favorire queste persone con delle terapie in modo tale che possono continuare a guidare tranquillamente. Ieri vi abbiamo riferito di un 18enne che ha investito 2 volte un 20enne, ha tentato di travolgerlo, pare scelto a caso, così come sembra sia avvenuto a Rosà, perché un uomo che stava rilassandosi lungo la pista ciclabile a Tezze sul Brenta dove abita, però non credo che sia questo il servizio, perché questo l'avevamo già visto, allora evidentemente... allora niente, diciamo, l'abbiamo visto in un servizio precedente. Andiamo avanti con, in regia ci sono Tony Esposito e Andrea Basso. Andiamo avanti con la notizia di qualcuno che ha tentato di dare fuoco alla madre. Siamo arrivati addirittura a questo. Grazie. Do fuoco a te e alla casa. È l'ennesima minaccia di un 21enne alla mamma dopo l'allontanamento dall'abitazione e il divieto di tornare nel comune di residenza, Mira, che l'ha portato dritto nel carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia. Tutto è iniziato dal comportamento sempre più aggressivo del ragazzo nei confronti della donna. Era sempre adirato e fuori controllo. Una storia di maltrattamenti in casa, violenza e paura che andava avanti da tempo, fino a che la donna ha denunciato anche per la sicurezza dell'altra figlia. Il 27 settembre i carabinieri hanno così ottenuto la delega della Procura di Venezia a emettere il divieto di avvicinamento, ma non è servito perché dopo 2 giorni il 20enne si è ripresentato in casa minacciando nuovamente la mamma. Inevitabile dunque una nuova denuncia da parte della donna che ha portato all'arresto del figlio. Servizio di Ilaria Marchiori, una tragedia a San Vito al Tagliamento per un grave incidente domestico. Un bimbo di 1 anno e mezzo è rimasto gravemente ustionato dopo essersi rovesciato addosso dell'acqua bollente. Grave incidente domestico nella tarda serata di mercoledì 8 ottobre a San Vito al Tagliamento. Un bambino di appena 1 anno e mezzo è rimasto gravemente ustionato dopo essersi rovesciato addosso dell'acqua bollente. Da quanto appreso, il piccolo avrebbe urtato un bollitore con acqua calda, riportando ustioni al volto, al torace e a un arto. Immediato l'intervento dei soccorsi. Il bimbo inizialmente è stato portato al pronto soccorso di San Vito al Tagliamento, dove è stato intubato e stabilizzato dal personale medico. Vista la gravità delle ferite, però è stato poi ritrasportato all'ospedale di Verona, dove si trova ora ricoverato in prognosi riservata. A sentenza il processo per la morte sul lavoro a Pieve di Soligo della 26enne Anila Grisciai, una condanna, una soluzione e un patteggiamento, l'esito per i 3 imputati. Una condanna, un patteggiamento e una soluzione per la morte sul lavoro il 14 novembre del 2023 di Anila Grisciai, la 26enne dipendente della Boccon di Pieve di Soligo, schiacciata dal braccio di un macchinario riattivato per un tragico errore da un collega mentre lei, in qualità di capolinea, ne stava verificando un malfunzionamento come le era stato segnalato. Rimettendosi in moto, la macchina le ha schiacciato le vertebre cervicali e per la ragazza non c'è stato nulla da fare. Il giudice per l'udienza preliminare
militare Carlo Colombo ha assolto in abbreviato dall'accusa di omicidio colposo e mancato rispetto delle norme sulla sicurezza il titolare della Boccon, perché il fatto non sussiste. Condannato a 1 anno con sospensione della pena il preposto alla sicurezza. Per entrambi la procura aveva chiesto una condanna a 1 anno e 4 mesi. Il terzo imputato, il collega che aveva azionato il macchinario non sapendo della presenza della 26enne, aveva patteggiato 8 mesi. I familiari, essendo stati risarciti, non si sono costituiti parte civile. Andiamo a Trieste perché è finito con una mano nella spannocchiatrice ed è rimasto incastrato. È grave un 20enne di Belliano. Il giovane è stato trasferito in elisoccorso all'ospedale di Pordenone, operato d'urgenza. È stato provvidenziale il tempestivo arrivo dell'elisoccorso per il 20enne rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro in un terreno agricolo di Belliano, frazione di San Canzian di Sonzo. Il giovane, attorno alle 11:30 di stamani, è finito con la mano all'interno del meccanismo di una spannocchiatrice. L'arto è rimasto incastrato dentro il macchinario, causandogli serissime conseguenze. Sul posto l'ambulanza del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco, gli ispettori dell'azienda sanitaria e della struttura complessa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, ma cosa più importante e decisiva, il velivolo che lo ha trasferito d'urgenza all'ospedale di Pordenone, dove sono operativi gli specialisti del centro della chirurgia della mano e microchirurgia, struttura d'eccellenza a livello regionale. Il 20enne è stato dunque portato in sala operatoria dove ha subito un delicato intervento chirurgico durato per diverse ore. Operazione della Guardia di Finanza a Bassano del Grappa, controllati i commercianti locali in occasione della fiera d'autunno. Sentiamo Federico Fusetti. Controlli delle fiamme gialle a Bassano del Grappa durante la fiera d'autunno. Il bilancio è di 2000 prodotti non sicuri e di sostanze stupefacenti sequestrate e l'individuazione di un lavoratore in nero. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno controllato numerosi operatori presenti all'evento Fiera d'autunno, impegnati ben 25 militari che hanno sequestrato circa 2000 prodotti senza i requisiti minimi di sicurezza, individuato un lavoratore in nero, constatato numerose violazioni relative alla mancata emissione degli scontrini fiscali e sequestrato sostanze stupefacenti. I controlli effettuati durante la fiera il 4 e il 5 ottobre hanno portato alla luce che alcuni ambulanti vendevano prodotti ai consumatori senza i requisiti minimi imposti dalle disposizioni di sicurezza. Sequestrati così circa 2000 prodotti, tra cui monili, anelli, bracciali, collane, ma anche portachiavi e altri accessori per l'abbigliamento, in violazione delle disposizioni in tema di etichettatura. Infatti mancavano le spiegazioni in lingua italiana. E così ai responsabili sono state elevate sanzioni per oltre 4.000 euro. Nel corso della fiera le Fiamme Gialle hanno eseguito anche altri controlli, trovando un lavoratore in nero in un locale del centro storico ed elevando sanzioni per circa 2.000 euro. Inoltre, in una zona adiacente agli stand della fiera, è stato trovato un uomo che consumava 2 grammi di hashish che sono stati sequestrati. Un'operazione questa che rientra nell'ambito della tutela delle aziende che rispettano le leggi e soprattutto del Made in Italy. Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Treviso hanno eseguito diversi controlli nei confronti di aziende agricole attive nella Marca trevigiana per la vendemmia, riscontrando ancora una volta l'impiego di manodopera irregolare. Complessivamente durante le attività ispettive sono stati individuati 14 braccianti impiegati irregolarmente, 13 completamente in nero, tra questi un minorenne. In un caso è anche emerso che su un fondo di proprietà di un'impresa agricola stavano operando 3 lavoratori bengalesi privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro e pertanto assunti in nero. La trevigiana Licum con i 2 stabilimenti di Ponte di Piave e di Oderzo va verso la cessazione dell'attività dopo la vendita da parte del fondo tedesco a Cursia Capital e la rispettiva acquisizione da parte della rumena Newco Fast Effective Solution SRL. A farne le spese
i dipendenti che si troveranno senza posto di lavoro. 3 giorni di incontri e trattative all'unità di crisi della Regione, sul tavolo le tutele per i 79 dipendenti presenti, siglato l'accordo quadro sulla cassa integrazione straordinaria fino al 31 dicembre del 25 per i 79 lavoratori e lavoratrici della Opitergina Licum. È stata prevista una procedura di esodo volontario con incentivo con la Regione del Veneto, l'intesa sulle politiche attive per la ricollocazione. Sempre per la cronaca sindacale, Altuglass lascia Porto Marghera, un rischio di un effetto domino sul petrolchimico, sindacati e lavoratori pronti alla mobilitazione ed è prevista, pare già la prossima settimana, una serie di agitazioni. Lo stabilimento Altuglass chiuderà il 1° gennaio 2027. Noi abbiamo la sensazione, vogliamo essere fiduciosi, che avremo una cassa integrazione straordinaria per poter in qualche modo recuperare del tempo e far lavorare a rotazione questi lavoratori in modo da garantirgli un futuro fino al 31/12/2026. Così il segretario dei chimici della CGIL, unitariamente con i colleghi della UIL e della CISL, viene chiesto l'intervento urgente del governo contro il licenziamento dei 51 lavoratori dello stabilimento di Porto Marghera impiegati nella produzione di componenti per il plexiglass. Nell'attesa già si calendarizza la grande mobilitazione di Marghera, prevista dopo l'assemblea con i lavoratori del prossimo 15 ottobre. E lì decideremo quali saranno le mosse successive. Non possiamo non pensare di mettere in campo uno stato di agitazione per salvaguardare non solo un territorio che ha già dato, ma per salvaguardare comunque un altro pezzo di chimica che sta andando via. Cresce infatti la preoccupazione anche tra le aziende del consorzio del petrolchimico, il cui destino lavorativo è indissolubilmente legato a quello di Altuglass. Ecco perché. Altuglass di per sé è un'azienda che compra delle materie da altre e le trasforma. In questo caso noi con la chiusura di Altuglass avremo dei problemi che poi le aziende stesse dovranno risolvere per quanto riguarda Sapio, per quanto riguarda SPM e per quanto riguarda Engie, che è un'azienda che produce energia e che a sua volta vendeva ad Altuglass e comprava vapore per trasformare quel vapore in ciò che è oggi l'energia. La decisione di chiudere a Porto Marghera, come in Germania, e di ricollocare invece i 61 lavoratori di Roy in Lombardia, motivata con l'alto costo dell'energia elettrica e della produzione in Italia, permetterebbe all'azienda di risparmiare 20 milioni di euro, ma anche Cafarsetti non ci sta. Una notizia che preoccupa e che non ci lascerà indifferenti. Ci siamo già impegnati con la Regione del Veneto, a breve sarà convocato un tavolo per discutere insieme ai sindacati, all'azienda e alle istituzioni come rivedere questa decisione. Ancora personale sociosanitario aggredito, personale ospedaliero in questo caso, e delle infermiere sono state picchiate all'ospedale di Palmanova da un paziente. Vediamo. Altro episodio, ennesimo, di violenza e aggressione per il personale infermieristico presso una struttura ospedaliera. Una piaga che sta prendendo sempre più piede e che è inaccettabile. Questa volta è successo a Latisana presso il reparto di medicina dell'ospedale. Un paziente ha aggredito fisicamente 2 infermiere trascinando una delle 2 per i capelli e colpendola alla testa con il palo della flebo, mentre l'altra, che era intervenuta per provare a difendere la collega, è stata colpita al volto. Le grida, le urla di aiuto delle 2 operatrici hanno attirato l'attenzione dei colleghi degli altri piani della struttura, che sono immediatamente accorsi sul posto e sono riusciti a contenere l'aggressore, che nel frattempo aveva anche distrutto i telefoni del reparto. Una vicenda di una gravità inaudita che evidenzia ancora una volta problematiche serie nella gestione e nella carenza di personale nel presidio ospedaliero di Latisana. 2 infermiere sono state prese in carico dal pronto soccorso di Latisana per le cure del caso, in attesa di una prognosi. Ennesima gravissima aggressione ai danni del personale sanitario, in questo caso dell'ospedale di Latisana. È totalmente inaccettabile che gli operatori sanitari non vengano tutelati al 100% nello svolgimento delle loro funzioni. In questo caso in un presidio e specialmente in una struttura come la medicina, che lavorano sotto organico e anche con un'organizzazione, in questo caso dei turni, che lascia delle forti perplessità. Chiediamo con fermezza l'istituzione di un posto di polizia anche all'interno del presidio di Latisana. Le 2 infermiere per le quali sono state prestate cure presso il pronto soccorso
verranno tutelate da noi in ogni sede e per tutte le iniziative che vorranno attuare in tutela dei loro diritti. Andiamo a Trieste perché qualcuno ha infranto i finestrini di 19 automobili e la scoperta fatta al parcheggio del Molo Quarto. I vandali hanno rovistato all'interno delle vetture per cercare di portare via eventuali oggetti di valore. Sentiamo Marco Stabile. Dopo una rapina con conseguente arresto di un cittadino straniero, ma non del complice, ora è raffica di tentati furti al parcheggio del Molo Quarto di Trieste. L'obiettivo è chiaro, portar via quanto lasciato in auto, soprattutto da turisti e velisti che affollano la città in occasione della settimana di eventi della Barcolana, ma anche quelli che lasciano le auto in zona per imbarcarsi sulle navi da crociera. Sono 19 le vetture danneggiate la notte scorsa, 17 con targa straniera e 2 immatricolate in Italia. Quasi in tutti i casi sono stati infranti i finestrini per poi passare a rovistare all'interno e portar via quanto visibile, normalmente pochissimo. Ovviamente il tema però è il danno più che l'ammanco. Questa mattina l'intervento della polizia a seguito della raffica di segnalazioni in questura. Al vaglio in mattinata la possibilità di aumentare la sorveglianza da parte delle forze dell'ordine anche con un presidio specifico. Non si può escludere che il gruppetto operante in zona, certamente non ladri professionisti ma persone che vivono di espedienti, possa essere collegato a chi ha già compiuto la rapina del cellulare ai 2 giovani milanesi la scorsa settimana. Le dipendenze, la legalità dal 14 ottobre, via al progetto a Treviso Sto con te, dedicato a studenti, professori e genitori. 20 appuntamenti fino alla primavera del 2026. Abbiamo cercato di coprire un po' tutte le varie dipendenze, comprese anche quelle da gioco d'azzardo. Adesso dicevo il governo ha emanato proprio delle linee, un vademecum insomma da diffondere anche nelle scuole per mettere in guardia dall'uso che si sta diffondendo del fentanyl. È importante mettere sul chi va là i ragazzi. Non solo sensibilizzazioni sulle droghe, fentanyl e chetamina in primis, ma soprattutto contrastare le dipendenze giovanili, i risvolti negativi dell'abuso dei social, le insidie del web sulla psiche e sulle relazioni sociali, promuovendo il dialogo e la fiducia attraverso la cultura in tutte le sue sfaccettature, dall'arte al teatro, dalla musica agli incontri con psicologi ed esperti. Parte il progetto Sto con te, calendario di 20 appuntamenti da ottobre 2025 alla primavera del 2026, dedicato alle scuole, ai giovani e alle famiglie, a cura dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso e promosso dalla provincia, l'US2 Marca Trevigiana, la consulta degli studenti con il sostegno di Banca delle Terre Venete. E sono eventi che riguardano i ragazzi ma riguardano anche gli adulti di riferimento, cioè i docenti e i loro genitori, affinché si possa condividere, speriamo, una progettualità comune nel bene appunto dei nostri figli e dei nostri studenti. Quasi tutte le scuole superiori, ma spesso anche le scuole del primo ciclo, hanno gli sportelli di ascolto per le famiglie, per gli studenti, per i docenti che possono trovarsi in difficoltà. Ecco, è chiaro che avere un'organizzazione su un progetto così ampio aiuta anche noi a trovare, una corrispondenza a quello che andiamo cercando. Siamo ben felici di proporlo alle scuole, sperando che possa seminare qualcosa di positivo. Il Comune di Vigonza ha istituito un fondo economico per risarcire gli anziani vittime di truffe o di furti e, come sapete, sono tantissime le persone che vengono derubate oppure truffate con ormai centinaia di tecniche adoperate per svuotare a questi anziani le tasche. Vediamo. Quasi sempre dopo un furto o una truffa è lo sconforto che fa più male agli anziani. Riprendersi dopo un raggiro è difficile. Purtroppo i casi di truffe, furti e danni degli anziani sono sempre più frequenti e le conseguenze a volte possono essere gravi, come a Conselve, dove una 79enne, dopo essere stata scippata, ha accusato un malore ed è morta. A Vigonza il Comune ha pensato di istituire un fondo di contributo economico per i cittadini anziani over 70 vittime di reati come truffe, raggiri, scippe e furti in abitazione. È nata nel 2023 quando avevamo iniziato facendo un'assicurazione generale per tutti gli over 70 appunto vittima di questi reati. Le assicurazioni però sono difficili da gestire anche per gli stessi
cittadini che si trovano contro una burocrazia, quella dell'assicurativa, molto complicata, e quindi qualcuno aveva anche desistito. Quindi abbiamo pensato di riformulare l'intervento con un fondo apposito gestito direttamente dal Comune e che va a tutelare gli over 70, che hanno dei limiti, ovviamente c'è un limite di reddito, ma serve anche a dare una serenità. Il fondo rientra nel progetto Anziani Sereni, che ha l'obiettivo di garantire sicurezza, tutela e sostegno alle persone più fragili e servirà a coprire parte delle spese sostenute a seguito di un reato. Vogliamo dare anche un messaggio di vicinanza. Se succede qualcosa di brutto non bisogna disperarsi, il Comune cerca di essere vicino, può sostituire con questi interventi le serrature, le finestre rotte. Non sono contributi enormi, perché parliamo di qualche centinaio di euro per ogni caso, però riusciamo almeno a dare un segnale. È un primo avvio di questa iniziativa che contiamo nei prossimi anni di implementare anche a livello economico. Per ottenere il contributo bisognerà rivolgersi ai servizi sociali e presentare domanda fino al 31 dicembre. Le richieste saranno valutate in base alle fasce ISEE e alle risorse disponibili nel fondo. Servizio di Valentina Visentin, vediamo dall'Arena di Verona le immagini, la notizia di un ladro, vediamo un ladro incappucciato ripreso dal video mentre cerca di entrare in casa. Paura al mattino, guardando le immagini, dicono i proprietari che hanno pubblicato il video sui social. Il video è questo, sono immagini brevissime, ma vedete, trovarsi di fronte personaggi di questo genere incappucciati che ti entrano in casa o che te li trovi in giardino non può che spaventare le persone che sono vittime di questi episodi. Andiamo in pubblicità, torniamo subito tra poco. Alberto Trentini ha telefonato alla famiglia, il cooperante veneziano ci dirà tutto tra poco dopo la pubblicità. Lorenzo Maier. Alberto Trentini, cooperante veneziano che da un anno in un carcere del Venezuela, ha telefonato alla famiglia, si sono quindi riaccese le speranze per quest'uomo di cui non si è saputo nulla per tanto tempo e di cui non si sa nemmeno di quale reato sia stato accusato. Ci dà altri dettagli in diretta telefonica Lorenzo Maier. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno direttore, a te e ai nostri telespettatori. Sì, è la terza telefonata, ma questa volta si spera che sia un segnale in più. Già quella della telefonata è un segnale importante di speranza, ma questa telefonata arriva a pochi giorni dalla visita dell'ambasciatore italiano a Caracas, Giovanni Umberto De Vito, e a poche ore dalla riunione tra Italia e Venezuela che si è tenuta a Roma. A Roma il governo ha ricevuto una delegazione venezuelana, un incontro previsto e in programma da tempo, che non è quindi legato strettamente alla vicenda Trentini, ma dove ovviamente la storia del nostro cooperante è stata uno degli argomenti principali, più importanti messi sul tavolo. È stata la famiglia ieri, poco prima di cena, insieme all'avvocato Alessandro Bagherini, a rendere nota con un post sui social questa telefonata. Alberto, pensate un po' alla forza di quest'uomo, questo ragazzo 46enne, questo giovane cooperante molto esperto nelle questioni internazionali anche più calde, che ha fatto tutti e che per prima uno dei suoi primi pensieri è stato quello di a sua volta fare coraggio ai genitori. Ha detto a mamma Armanda e papà Ezio, mi raccomando, prendetevi cura di voi, io sono forte, resisterò fino al giorno della liberazione. Parole non casuali, perché sappiamo che il papà di Alberto è sofferente, soffre di una patologia, quindi il figlio ogni volta, lo aveva fatto anche nelle telefonate precedenti, inizialmente vuole subito rassicurarsi di come stia il padre. Mamma Armanda ha detto che in una delle telefonate precedenti, questa in luglio scorso, aveva invece raccomandato ai genitori, pensate un po', di non usare le loro auto qui al Lido perché è oggetto di revisione, quindi piccoli particolari ma che denotano una grande lucidità
di Trentini, nonostante da quanto sappiamo, da quello che si apprende, il regime carcerario a Caracas in Venezuela è molto rigido. Ha detto, per esempio, per assicurare ai genitori che viene alimentato, seguo una dieta, un cibo dietetico. Questo a far capire che probabilmente anche non è facile nemmeno provvedere al cibo, ma comunque Alberto resiste. Ecco, questa è una notizia importante. È importante che i genitori, che dal 14 novembre 2024, quindi a 324 giorni e quasi 11 mesi, abbiano potuto sentire la sua voce. Certo, ora dopo questa telefonata si accendono le speranze e si spera che possano arrivare novità presto ancora più sostanziose e più concrete verso la sua liberazione. Grazie molte, grazie a Lorenzo Maier dal Lido di Venezia. Andiamo avanti con la politica, perché dopo la scelta di Alberto Stefani come candidato presidente del centrodestra, tra l'altro Stefani sarà con noi a Focus nella seconda parte del nostro talk questa sera. Dopo la scelta del candidato del centrodestra, dicevo, è iniziata la vera e propria campagna elettorale, la sfida con il candidato presidente del centrosinistra Giovanni Manildo. Ieri c'è stato un primo incontro a distanza sui problemi della sanità e del sociale. Il sociale sarà il primo punto del nostro programma di governo per la regione del Veneto. Il Veneto ha davanti a sé sfide nuove: l'invecchiamento della popolazione, l'aumento del disagio giovanile, l'incremento delle patologie croniche e neurodegenerative. Abbiamo bisogno di un Veneto che si faccia comunità, in cui nessuno resti da solo. Parte dal sociale la campagna elettorale di Alberto Stefani, ospite a distanza del confronto elettorale organizzato a Padova dalle realtà del terzo settore, il primo banco di prova da candidato presidente del centrodestra con lo sfidante Giovanni Manildo. Si trovava a Roma il deputato Stefani, alla Camera il voto che ha salvato dal processo al Masri i ministri Nordio e Piantedosi. Una giornata tesissima per la maggioranza, chiamata a serrare le file, così come è avvenuto poche ore prima proprio per la scelta di Stefani e dei candidati presidenti di Campania e Puglia. Una ufficializzazione, quella del segretario veneto Del Carroccio, che si è trascinata per ore, giorni, settimane tra compromessi e tattica con gli alleati concorrenti di Fratelli d'Italia, che di fatto hanno chiesto e pare ottenuto il disinnesco della bomba Zaia. Tramontata definitivamente l'idea di una lista del governatore uscente, pare che il nome di Zaia sia stato cancellato anche dal simbolo della Lega in fase di ultimazione. Ho letto anch'io agenzie, ma non ne so nulla di questo, visto considerato che siamo in una fase ancora di capire se farò il capolista o no. Ancora non sono nelle condizioni di dirvi come sarà la mia corsa, se la farò, e quindi c'è solo da attendere qualche giorno, poi vi dirò. E mentre Zaia non sa nemmeno se ci sarà, testuali parole, da Roma partono segnali e agenzie ispirate. Fonti del partito della Premier fanno sapere che i fratelli non avrebbero preclusioni su Zaia come presidente del Consiglio regionale, un'apertura che sa tanto di retrocessione quanto eventuali ruoli ombra e il diretto interessato a scansare equivoci. Io non ho mai creduto a Grande Fratello, lo sapete. Sono stato presidente di provincia, non sono più entrato in provincia dopo la mia uscita. Idem col Ministero e idem farò qui, nel senso che se non ho coinvolgimento con cariche non trovo assurdo che ci sia qualcuno che è convinto da fuori di governare. È una roba anche meschina oggettivamente. Darò il mio sostegno a Stefani, assicura comunque Zaia, e da Trieste Federica sembra battezzare il passaggio di testimone. È una persona molto capace, sta facendo molto bene l'attività da parlamentare e da segretario della Lega in Veneto, quindi ha tutte le capacità per farlo, e l'esperienza penso che troverà tutto il supporto di Luca e della squadra che gli è stata vicina in questi anni. In Lega l'alternativa a Stefani qualcuno non l'aveva nemmeno contemplata, altri erano pronti all'Armageddon politico, si intende. Lo dicevo da mesi che per la Lega il Veneto sarebbe stata la linea del Piave, un punto dal quale non si poteva arretrare, e questa linea ha tenuto. Il Veneto per il nostro movimento non è una regione, è la
regione. Ma quanto a ovest si spinge questa linea del Piave? Già, perché il segretario della Lega Lombarda, Massimiliano Romeo, ha fatto sapere che il Carroccio vuole anche la Lombardia, altro che scambio, Lega a Venezia, Fratelli a Milano, magari con elezioni anticipate al 2027. Il gioco a scacchi sull'asse Lombardo-Veneto continua. Servizio di Christian Arboit, ieri sera ne abbiamo parlato ovviamente a Focus, ne parleremo anche stasera. Tra gli ospiti c'era Gian Antonio D'Are, candidato della Liga Veneta Repubblica alle prossime regionali. Tant'è vero che noi adesso correremo e non avevamo il bisogno di fare la raccolta firme. È chiaro che ci sentiamo di centrodestra, poi adesso è da capire, adesso che si è fatto il presidente, cioè la candidatura del presidente, questa è una cosa importante, adesso vediamo se c'è la possibilità di essere ancora parte di questa maggioranza, ma qua saranno le segreterie dei vari partiti a decidere cosa e come. Ecco, è chiaro che da cosa dipende questa l'incertezza? Dipende perché appunto la compensa, cioè noi non è che chiediamo, vogliamo gli assessorati, perché ho visto c'è tutta la storia, 5 vanno, 6 vanno a Fratelli, 4, non è così, perché poi alla fine gli assessorati si distribuiscono anche in base alla capacità elettorale e il voto elettorale. E noi facciamo parte di questa maggioranza, poi adesso se in questa maggioranza si ritiene ancora parte importante, bene, altrimenti dovremmo pensare a qualcos'altro, ma con la serenità. Prima si fa una discussione approfondita per capire. Penso che il nostro voto sia un voto che possa dare una mano a gestire questo passaggio importante dopo l'era Zaia. Si continua con Alberto Stefani. Alberto Stefani sicuramente si dice è un ragazzo giovane, sì, è giovane sì, io ero segretario quando l'ho mandato a fare il parlamentare a Roma, era il più giovane parlamentare a Roma, però insomma nessuno nasce imparato, come diceva Totò, quindi c'è anche l'esperienza amministrativa di tante persone, e credo che questo sia importantissimo. Su quello che ho visto prima di Zaia, di dire Zaia va a fare il presidente del Consiglio regionale, mi pare, conoscendo molto bene Zaia, l'ho visto quando ha lasciato la provincia, poi effettivamente non c'è più entrato, anche perché... Questo era Tony D'Are ieri sera a Focus, via libera a Stefani, ma Fratelli d'Italia farebbe il pieno di assessori, sarebbero almeno 5 o 6 rispetto ai 3-4 della Lega. In tutto gli assessorati saranno 10 in questa tornata, e questa in pratica è la soluzione che è stata trovata per la nomina di Stefani. Sentiamo Luca De Carlo di Fratelli d'Italia. Il mio amico Alberto infatti non sarà solo né in campagna elettorale, ma soprattutto non sarà solo una volta vinte le elezioni. Fratelli d'Italia infatti sarà al suo fianco, occupandosi di temi che i veneti hanno dimostrato di ritenere strategici. Fratelli d'Italia quindi non lascerà solo l'amico Stefani, ma quella che sembra una dichiarazione di supporto pieno in Lega già suona come una minaccia non tanto velata, se è vero che sul tavolo della trattativa Fratelli d'Italia avrebbe incassato 5-6 assessorati tutti di peso, a partire da quello della sanità, materia che da sola cuba il 90% delle risorse regionali, e poi ancora l'agricoltura, il bilancio, i lavori pubblici, la formazione con l'istruzione. Nel caso di elezione Stefani non sarà un uomo solo al comando, fa intendere De Carlo, che comunque non nasconde una certa delusione. In Veneto Fratelli d'Italia ha toccato il suo record nazionale, accarezzando il sogno di conquistare Palazzo Balbi. Certo, per Fratelli d'Italia resta il rammarico, stante i risultati ottenuti negli ultimi anni, e un ormai consolidato radicamento sul territorio che ci avrebbe consentito di mettere in campo persone serie, preparate ed autorevoli. Ma si sa, i partiti guida hanno responsabilità che vanno oltre i propri numeri. Tra queste c'è proprio quella di tenere compatta la coalizione. Pura ragion di Stato, mentre di rammarico per un esito diverso da quello che molti di noi auspicavano parla il presidente dei meloniani trevigiani Claudio Borgia, ma nel partito della Premier nessuno contesta la decisione finale di Meloni, si ingoia il rospo e avanti. Chi aveva vaticinato l'esito, eppure la tempistica fin dall'inizio, è il forzista Flavio Tosi. La figura di Alberto Stefani, parlamentare, sindaco, peraltro come sottoscritto,
dimostra competenza, capacità, conoscenza del territorio. Anche noi come Forza Italia avremo liste con amministratori, amministratrici, tutte persone che sanno governare. Già calato nel clima da campagna elettorale il moderato Antonio De Poli. Con la candidatura di Alberto Stefani a Presidente della Regione, il centrodestra unito e coeso decide di non disperdere il patrimonio politico accumulato in questi anni in Veneto, forti dei nostri valori, come recita il nostro motto. Scelto il candidato, ora è rush finale per le liste. Se stagione nuova deve essere, i volti potrebbero non essere gli stessi. Per qualcuno la vera sfida è questa, quella della sopravvivenza. E va all'attacco il candidato presidente del centro-sinistra Giovanni Manildo, che dice altro che cambiamento, altro che continuità, qui in Veneto ci vuole il cambiamento. Ho letto che Stefani si pone in continuità. Ecco, io ritengo che invece il Veneto abbia bisogno di un cambiamento. Giovanni Manildo, candidato presidente del Veneto per il centro-sinistra, si trova finalmente davanti un rivale in carne e ossa e non più solamente un nome, sebbene la scelta di Alberto Stefani costituisca una conferma più che una sorpresa. A poche ore dall'annuncio, i due si trovano subito a confronto sul tema dei temi sanità e sociale da affrontare senza polemiche, dice Manildo, e senza tifoserie. Ai due candidati vengono sottoposti i bisogni del sistema sociosanitario dei prossimi 5 anni. Una diagnosi che indica delle criticità, indica un fabbisogno di 30 milioni per il passato e per il futuro molto più alto. L'impegno concreto è che queste risorse debbano essere assolutamente trovate. Manildo predica fair play e concretezza su questo fronte, non risparmiando però alla coalizione rivale l'ennesima frecciata sui tempi e i modi in cui è stato scelto il candidato presidente. Le logiche sono state la negazione dell'autonomia, è stata chiaramente una decisione romana, però finalmente anche per il rispetto dei veneti si incomincia a parlare di temi, a confrontarci. La decisione è calata dall'alto, dai palazzi romani a cui il centrodestra veneto ha dovuto sottostare, è il tema che riprende anche il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, parlando di accordo spartitorio per arrivare al quale, dice, è servito un pellegrinaggio tra Roma, le Marche e la Calabria, alla faccia dell'autonomia. Come se a loro dei problemi del Veneto non interessasse nulla. Noi invece da tempo con il nostro candidato Giovanni Manildo e con la nostra coalizione abbiamo messo al centro i temi della sanità, del lavoro, dei giovani, e cioè le grandi questioni su cui è necessario produrre una svolta per la nostra regione. La montagna ha finalmente partorito il topolino dopo mesi di tira e molla, rincara Andrea Zanoni di Alleanza Verdi Sinistra, che incalza subito Stefani sul programma. Io sono curioso di capire cosa ne pensa Stefani della centrale nucleare in Veneto, di come risolvere il buco gravissimo, pesantissimo della superstrada pedemontana veneta, la questione delle liste d'attesa e il fatto che 500.000 di veneti sono senza medico di medicina generale. Per Manildo, che ipotizza in caso di vittoria la costituzione di un assessorato alla partecipazione per riaprire la regione ai cittadini, saranno sanità e consumo del territorio i campi in cui si concentrerà il confronto con l'avversario. La politica del lasciar fare, la politica di non avere una regione più regista, più capace di prendere delle opportunità, penso che questo sia il vero tema, quindi avremo un confronto sulle proposte concrete. Oggi in regia Tony Esposito e Andrea Basso, e sono 5 i candidati presidenti delle prossime regionali: Alberto Stefani, ovviamente Giovanni Manildo e poi Riccardo Szumski del Movimento Resistere, c'è anche Lorenzo Damiano dei Pescatori di Pace e Fabio Bui, Popolari con il Veneto. Sentiamo. Fabio Bui, ex sindaco di Loreggia ed ex presidente della provincia di Padova, sarà il candidato presidente della lista Popolari per il Veneto, una lista che si presenterà in autonomia alle prossime elezioni regionali, sostenuta anche da alcuni movimenti autonomisti. I popolari correranno da soli, è un movimento nato un anno fa, per dire che c'è anche un altro modo di fare politica, ed è il modo più semplice, quello di pensare alle cose da fare e realizzarle, non parlarsi sempre addosso, non litigare continuamente. Noi vogliamo dare una risposta al Veneto. Una candidatura fuori dai partiti che vuole dare risposte ai veneti, mentre per le grandi coalizioni i nomi vengono imposti da Roma, spiega Bui. Popolari per il Veneto vogliono presentare soluzioni concrete su temi come imprese, scuole, infrastrutture, sanità e anche sull'ambiente. Ricordate il Musone dei Sassi?
nella zona della Castellana e poi del Padovano. Il Musone dei Sassi ha bisogno di una vasca di laminazione di 1 milione di metri cubi d'acqua, salverebbe Castelfranco e salverebbe tutta l'Alta Padovana. Perché sono ferme queste vasche? Perché c'è un vincolo ambientale e architettonico in una vasca di laminazione, perché sottoterra c'è una casa colonica sepolta da anni di epoca romanica. Oggi questo vincolo non è superabile, sembra. Ci vuole anche una politica, una regione che abbia il coraggio di scegliere e di andare avanti rispetto a queste cose. Così Fabio Bui, andiamo in pubblicità, torniamo subito. Grande gioia in tutto il mondo per l'accordo tra Trump e Netanyahu sulla pace, diciamo la tregua tra Israele e Hamas. È stato Trump in sostanza a favorire questo accordo. Vediamo le ultime notizie della Corriere della Sera. L'esercito israeliano completa il ritiro secondo il piano. Netanyahu, se non sarà rispettato, agiremo con la forza. Quindi è un accordo ancora da definire, da completare. Si sa per ora che gli ostaggi saranno tutti liberati, sia gli ostaggi di Hamas sia i prigionieri palestinesi che saranno scarcerati dal governo di Tel Aviv. Il presidente Trump sperava nel Nobel, pretendeva il Nobel. In genere bisogna chiedere per favore. Il risultato è che il Nobel per la pace è stato assegnato a Maria Corina Machado, attivista anti-Maduro in Venezuela. Il comitato ha detto: premio a Trump, la nostra stanza piena di coraggio. Magari gli daranno il premio Nobel una volta che sarà completato questo accordo, glielo daranno l'anno prossimo. Siamo andati a Vicenza a sentire cosa pensano di questo accordo per un cessate il fuoco i vicentini e anche le recenti manifestazioni pro PAL con i cortei. Vediamo. Venti di pace. Israele e Hamas firmano la prima fase dell'accordo. Una notizia che dal Medio Oriente approda in Italia, dove soltanto pochi giorni fa, il 3 ottobre, lo sciopero generale ha bloccato il paese. Forti le ricadute anche nel Vicentino, con caselli autostradali chiusi e camminata dei manifestanti in tangenziale. Oggi, nella centralissima Piazza Biade, ci sono ancora gli attivisti della Campada e la città discute. La pace è figlia della diplomazia che ha lavorato con pazienza, silenziosamente, oppure anche delle manifestazioni urlate di piazza. Non penso che abbia influito particolarmente sulla risolvere il problema, onestamente queste manifestazioni di piazza hanno ingigantito un problema italiano, se vogliamo, perché quello è il problema principale per noi italiani. Hanno creato un disordine sociale non comune, insomma, secondo me. A far danni all'Italia e al popolo italiano sono servite le manifestazioni. No, servono anche le manifestazioni, chiaramente non violente, ma secondo me qualcosa servono. Secondo me è la trattativa diplomatica che fa di più, però la gente, tutti dicono nessuno fa niente, almeno la gente comune si è sensibilizzata a questo dramma. Ecco. Abbiamo perlomeno sottolineato un po' di appoggio e comunque tutto serve in questo caso. Quindi secondo lei sono servite queste manifestazioni? Secondo me sì. A costruire la pace? A segnalare qualcosa, a costruire la pace non lo so. Io penso che sia molto servito, tutte le manifestazioni siano servite. Dice tutto serve per sensibilizzare? Sempre, su una situazione del genere penso proprio di sì. Alcuni vicentini pensano che le manifestazioni siano state utili per sensibilizzare l'opinione pubblica. D'altra parte la diplomazia, che non si fa fotografare nelle piazze, ma che si misura nei risultati, si muove tra equilibri fragili perché ogni parola pesa e ogni decisione può determinare o compromettere la riuscita di un accordo da cui dipendono migliaia di vite. E allora quanto gli scioperi, i cortei e la stessa flottiglia hanno avuto un peso sui tavoli della trattativa? Quanto sono serviti al raggiungimento di questo primo accordo che dovrebbe portare alla pace? Mettiamoci un telo pietoso sopra,
ci sono costati, per concludere cosa? Un corridoio contro gli israeliani? Si sapeva già in partenza che la cosa non sarebbe riuscita. Non è che con le manifestazioni si risolve, cioè sì, danno la loro immagine, la loro espressione, ma non penso che risolva le cose. Siamo in libertà e ognuno può esprimere le proprie opinioni. Creare poi però un clima di tensione, soprattutto a livello internazionale, è assurdo, e approfittare di questo per mettere in crisi un governo eletto dal popolo è una cosa che non riuscirò mai ad accettare. Insomma, io sono nato libero, vorrei morire libero. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri. Gli ospiti di Focus questa sera, come vi dicevo, la seconda parte con Alberto Stefani, candidato presidente alle regionali per il centro-destra, e nella prima parte Francesca Bressanin, Fabio Bui, Erika Ceola, Giuseppe Pan, Matteo Pressi, Enoc Soranzo e Andrea Zanoni. È tutto per oggi, grazie, buona giornata, arrivederci.